Rieccoci in studio, cari telespettatori, stiamo parlando di una cosa molto importante, il percorso di candidatura dell'ente Parco Colli Euganei a riserva della biosfera UNESCO. È un percorso molto interessante, molto importante, con delle ricadute anche per i territori coinvolti, un territorio di 15 comuni, quindi non stiamo parlando cosa di poco conto, quell'area del Parco Colli Euganei, sotto vari profili. Il percorso però è in itinere, è appena iniziato, noi lo discutiamo perché giustamente tutti devono essere coinvolti, le cittadinanze lo saranno, io sto cercando, io metto dalla parte dell'avvocato del diavolo, quindi tiro fuori le criticità. I nostri ospiti qui presenti ci spiegheranno invece tutto quello che può essere valorizzato ed importante e significativo per cercare di completare le mie lacune al riguardo. Io avevo coinvolto lei, consigliera, come se fosse un'amministratrice del territorio, no? Ho detto, territori che comunque stanno crescendo, comuni che stanno urbanizzando, un'area, addirittura abbiamo un ex cementificio, che c'è aree industriali, perché poi Abano e Montegrotto ognuno ha la sua area industriale, hanno costruito 9 capannoni, stanno terminando 2 capannoni nuovi, che io dico ma era necessario farlo. Quindi con una riserva della biosfera, insomma, ci si trova un po' in imbarazzo a pensarla, un centro commerciale, un nuovo supermercato, anche quello, oddio, come la vede? Certo, però è anche vero che il percorso è cominciato con i passaggi nei consigli comunali, quindi sono stati da subito interessati i comuni e ovviamente la cittadinanza in genere. E questo è la candidatura, è il collante che lega tutto questo, quindi l'obiettivo è unico per tutti i 15 comuni, poi il filone sarà seguire questo obiettivo e portarlo a termine, quindi i comuni sanno dove devono andare, dove si dovranno mettere in discussione quindi certe scelte. Beh, certo, sì, poi sarà una discussione, tra l'altro adesso cominceranno tutte le attività da qui a un anno circa, che coinvolgeranno la cittadinanza, gli stakeholder e tutti quelli che possono portare un interesse all'interno del parco. Perché appunto mi diceva la dottoressa che c'è una caratteristica di questo sistema che si chiama, mi diceva prima... Sì. Mi scusi perché non mi viene la parola in inglese. Diciamo che l'obiettivo di dare proprio gli strumenti alle amministrazioni comunali e radicare questo spunto proprio come collante delle comunità ha un ritorno proprio sul claim di comunicazione del programma MAB, che dice proud to share, quindi orgogliosi di condividere. Questi spunti radicheranno, come sembra stiano già facendo anche proprio nelle comunità, saranno loro in primis a sposare, come si è visto anche in parte già dagli operatori economici, a sposare questa nuova, diciamo, approccio e quindi svilupparlo. Ognuno per le proprie competenze, per i propri interessi. Ma quindi ci sarà un cambiamento più tra virgolette ambientale, vuol dire sostenibile, ecocompatibile anche da parte, secondo lei, potrebbe essere dei comuni stessi coinvolti? Beh, sicuramente poi ci saranno ragionamenti diversi da fare in base anche a quello che è il dossier che ne viene fuori alla fine. Perché il dossier che ne viene fuori alla fine sarà l'elemento cardine su cui basarsi tutto, giusto? Perché lei, vicepresidente, ha detto non ci saranno vincoli ulteriori, limitazioni, giusto? Ma mi permetto di mettere in evidenza una cosa, nel dialogo che noi abbiamo iniziato con tutti gli amministratori, perché la candidatura di fatto è partita nell'ottobre dell'anno scorso del 2021, tanto per dare delle tempistiche a questa roadmap. Sì, è corretto farlo assolutamente. Quindi andremo a maggio del 2023, più o meno con il dossier, e l'auspicato riconoscimento nel 2024. Noi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative già con gli amministratori. Come diceva lei, sono parte fondamentale, un pilastro per questo riconoscimento, perché riconoscono, diciamo così, e portano gli interessi dei loro territori. Quello che io ho capito in questo percorso, che è fondamentale, che esula ed è esterno forse a dei vincoli normativi, e che abbiamo cercato di aumentare la consapevolezza, e questo è fondamentale. Che forse non era ben presente. Perché se tu conosci le problematiche ambientali, il tuo territorio in tutte le sue sfaccettature, allora sei in grado che magari le scelte che vai a fare siano scelte magari un po' più consapevoli. E su questo abbiamo visto che determinate scelte che stanno già facendo sono un po' anche il frutto di questo dialogo. Mi spiego meglio, un piccolo risultato che abbiamo avuto dopo tanti anni: siamo riusciti a ottenere un unico organismo di gestione, ad esempio,
dell'anello ciclabile dei Colli Euganei. Tutti i comuni insieme e la provincia. Perché prima non era così. Ognuno staccato, ognuno sfalsava, l'altro non sfalsava, avevamo una serie di dimostranze all'interno del parco, guardate come turisti veniamo, troviamo la situazione veramente un po' particolari, ecco, uso questo termine. Adesso sono riusciti, abbiamo fatto tavoli comune con la provincia, riusciamo a fare interventi coordinati assieme, arrivare a fare della cartellonistica assieme, cioè, su questo si può arrivare. Siamo consapevoli che abbiamo degli ambienti particolari da tutelare, delle zone più belle, per cui anche il dossier. Andiamo a vedere nei singoli posti, dopo magari l'Anna si parlerà della core zona, altre zone, tutta questa zonizzazione che andiamo a fare, dove la gente inizia a dire, ma questa zona qua, tutte queste cose qua, anche i ragazzi, le persone, le attività, diciamo i rappresentanti sindacali, associativi. Perché veramente quello che io capisco, e lo vedo anche ieri parlando con degli agricoltori lì, che tanti non conoscono l'ambiente su cui vivono. Ha toccato l'argomento agricoltori, infatti, fa parte delle attività produttive, effettivamente, e lì ci si trova contrapposti, l'attività produttiva, lei ha detto gli agricoltori, io dicevo le attività della zona artigianale e industriale di questi territori, che sembrano quasi collidere, no? Con un ecosistema, un'area con biodiversità particolari. Allora, biosfera. Allora, le spiego, io vorrei iniziare dall'attività agricola, che è l'attività principale all'interno del territorio. Anche perché è tutto fatto di terreni privati, giusto, il Parco Colli? Assolutamente sì, quindi parliamo di boschi, sentieri, tutta un'altra serie di problematiche, per cui per il 95% in mano ai privati. Però, ad esempio, per quanto riguarda l'attività agricola che rappresenta nella viticoltura, l'attività principe, l'attività principale, e olivi, non dimentichiamo gli olivi. Anche gli olivi, però ecco, parliamo di viticoltura. Già nella viticoltura negli ultimi anni abbiamo fatto grossi passi in avanti, mi spiego. È partito un biodistretto dei Colli Euganei, dove le aziende agricole hanno iniziato a produrre con un sistema biologico, se non biologico, con un sistema SQNP, che vuol dire altamente, diciamo così, rispettoso dell'ambiente. Non più trattamenti a calendario, altre cose. Gli agricoltori hanno capito questa importanza di questo territorio e lo stanno veramente rispettando. Anche il fatto di avere questo marchio, tra virgolette, siamo riusciti appena, ad esempio, con la prima amministrazione nel quale sono entrato all'interno del parco, abbiamo dato un riconoscimento proprio di poter sfregiare del loghetto del parco per quanto riguarda delle bottiglie del vino, e questo è stato richiesto e le aziende hanno un ritorno. Ah sì, sì, assolutamente. È fondamentale questo aspetto qua. È fondamentale riuscire a produrre in maniera consapevole e sostenibile. Primo perché possono anche permettere, tante volte abbiamo visto, anche di risparmiare, perché tanti trattamenti venivano fatti un po' così. E secondo, di avere una produzione più di qualità. E questo è un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda la parte artigianale, chiamiamola così, anche loro hanno capito, e lo si vede, che, come diceva lei prima, andare a edificare in zone nuove, okay, dove abbiamo magari dei capannoni che sono fermi là, ma forse qualche domanda bisogna farsela, se non era meglio riqualificare. Comunale, esatto, noi come parco non entriamo sulle cose, però ecco, abbiamo messo in moto un sistema veramente che la gente inizia quantomeno a porsi dei problemi, a verificare, a capire il suo territorio. Assolutamente. Architetto, i beni immobili stessi che esistono in questo territorio, e quindi anche come le stesse strutture alberghiere, come le case dei privati, acquisirebbero un valore diverso o potrebbe essere per certi tipi di interventi, non penso al fotovoltaico, no, limitazioni, perché nell'ente parco, perché nell'area del Parco Colli, riserva della biosfera, attenzione, il fotovoltaico ti arriva dopo 4 anni anziché 2 o dopo 8 anziché 4, sono tempi maggiori, quindi maggiore burocrazia, perché il cittadino poi pragmaticamente dice, essendo molto antropizzata, ci potrebbero essere dei vincoli. Infatti parlavamo prima dei valori di quest'area e parlavamo dell'antropizzazione, del rapporto uomo e biosfera e forse anche dei limiti, che è lo stesso rapporto molto dinamico e molto complesso fra uomo e biosfera. Quando c'è l'uomo la biosfera comincia a soffrire. Ecco, è questo il punto, è esattamente questo il punto, cercare dei modi per cui il rapporto sia duraturo, sostenibilità proprio in termini di tempo, che sia sostenibile oggi ma anche per le prossime generazioni e che possa
a solidificare ancora di più i vincoli che comunque ci sono dagli strumenti cogenti come il piano del parco, come il PRG, valorizzarli per riuscire a comunicare un diverso tipo di sviluppo, magari non basato più su quello che era il paradigma assoldato fino negli anni 80-90, ma anche e soprattutto attraverso questo scambio con altri territori che come questo hanno accolto la sfida dello sviluppo sostenibile, vedere quali sono in altre occasioni state le soluzioni e magari imparare e anche copiare bene. Ci fa un esempio in Italia o in Europa di una cosa analoga? Ma guardi, secondo me l'esempio più simile, e anzi stiamo lavorando per portarli in uno degli incontri che faremo col territorio, portarne la testimonianza proprio in carne e ossa, può venire da Nockberg, che è una riserva della biosfera in Austria, e che come i Colli Euganei ha un'importante presenza antropica basata anche sul termalismo. Loro hanno sviluppato un rapporto veramente intenso e di scambio molto stretto anche con gli agricoltori, con i produttori locali, proprio per valorizzare anche in termini di biodiversità allevata e coltivata, anche questo è un valore che non è comune, valorizzare anche nella comunicazione alle proprie comunità in primis, perché sono d'accordo con quello che dicevamo prima. Molto spesso vedere le cose da troppo vicino non ti fa accorgere del valore che hanno. Se uno da fuori viene e dice però hai un tesoro qui, ecco che scatta anche la maggior consapevolezza che genera maggior attaccamento, maggior tutela. No, perché è una cosa importante che è un po' tipica anche nostra italiana. Noi abbiamo tantissime belle cose sotto tanti profili, ma noi non ne siamo consapevoli, ci manca la nostra consapevolezza, non le valorizziamo perché non sappiamo valorizzarle, e da altre parti ne fanno dei tesori straordinari, perché se noi andiamo in certe realtà all'estero ti fanno fare chilometri per visitare un qualcosa che noi abbiamo dappertutto, ma noi non abbiamo questo amor proprio, non so cosa sia, orgoglio nazionale, ci manca tanto. E allora, dal punto di vista, lei rappresenta comunque attività produttive, quindi nel settore turistico è anche molto particolare, anche per i turisti ci vorrebbe per i cittadini, per gli amministratori, una consapevolezza, un'educazione, una cultura, ma anche per chi entra a contatto da turista con questo territorio, e in primis per voi che gestite le strutture alberghiere, quindi porsi diversamente, c'è un salto, ci deve essere? Assolutamente sì, ho detto prima, è un percorso che abbiamo in realtà iniziato e ovviamente va portato avanti. A livello unitario, perché voi siete tanto separati uno dall'altro, no? Sì, adesso la dottoressa faceva riferimento a questa difficoltà per chi è vicino a mettere a fuoco la ricchezza dell'ambiente, delle situazioni in cui vive, e anche in questo caso, devo dire, mi ritrovo molto in questa critica, nel senso che, per darvi un'idea, molto spesso i nostri cittadini, parlo di Abano, la realtà che io evidentemente conosco, molto spesso i cittadini non sono mai entrati in un albergo, perché l'albergo era concepito per un turista che per forza doveva venire da fuori. Anche questo piano piano, diciamo così, sta venendo meno, nel senso, forse non per nostri meriti, ma semplicemente anche banalmente per necessità commerciale. C'è più relazione sicuramente con il vicinato, definiamolo così. E comunque, per tornare, ripeto, al tema che lei mi suggeriva, sicuramente sì, è un percorso che dobbiamo fare, dobbiamo assecondare, noi prima di tutto anche noi imprenditori. Molto spesso, ecco, citavo prima la difficoltà qualche volta di fruire di questa bellezza, che poi è anche, ecco, per noi ovviamente, nella nostra sensibilità imprenditoriale, il percorso che si sta facendo è anche una grande opportunità commerciale, sì, dal punto, sicuramente. Anche perché all'estero c'è tanta sensibilità a questi temi dell'ambiente, cioè il turista tedesco in modo particolare, ma anche i francesi. E poi è persino banale la coniugazione fra quello che è un po' la nostra storia di sfruttamento della geotermia, una risorsa rinnovabile essa stessa, e dunque sostanzialmente sostenibile. Adesso ci avviciniamo all'inverno e possiamo raccontare che come si dice, non ci scaldiamo con risorse che ancora non si sa, fuori dalle zone non si sa, si pensa che Abano e Montegrotto si scaldano
con l'acqua termale, anche ripeto, privati. tutti i percorsi che ci portano, diciamo così, ad una valorizzazione dell'ambiente sono naturalmente sposabili a quello che è il nostro prodotto di riferimento. Ripeto, geotermia adesso parlava di questa realtà che sembra veramente una fotocopia della nostra area, una fotocopia come si dice, da imitare virtuosamente. Io, insomma, le dico la verità, alcune cose le apprendo oggi e credo che parteciperò volentieri a questo tipo di percorso in primis. Torniamo su questi temi, abbiamo ancora da dire alcune cosette per precisare il tutto, andiamo in pubblicità, a tra poco.